A coloro che riceveranno questa benemerenza dico che non è un premio alla carriera, ma è un'ulteriore responsabilità di continuare ad essere un punto di riferimento per le nostre comunità. Un riconoscimento ma anche una responsabilità per le 6 personalità che hanno ricevuto il Totila d'Oro 2026, trevigiani che in ambiti diversi hanno dato lustro alla città. Una cerimonia dove ricordi, emozioni, aneddoti ripercorrono la vita e la carriera dei destinatari della benemerenza. Commozione ma anche sorrisi con una vera e propria ovazione quando il premio viene consegnato ad un volto conosciuto e amato di Treviso, Giacomino Benvenu. Per aver reso il ristorante L'Incontro non solo un tempio dell'ottima cucina trevigiana, ma una crocevia pulsante di amicizia e tradizione, valori che ha poi esportato anche all'estero. Benvenu nel suo discorso più volte costretto a fermarsi sopraffatto dall'emozione. Ma un abbraccio che sento questo premio lo dedico a chi ha condiviso con me questo lungo cammino e a chi in tutti questi anni ha varcato la soglia dell'incontro cercando non solo un piatto, ma ospitalità e amicizia. Altro volto, quello di Umberto Zandigiacomi, architetto, urbanista, professionista che ha rappresentato Treviso contribuendo al suo sviluppo nella pianificazione territoriale e nella salvaguardia del suo patrimonio. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento degli alti meriti conseguiti in campo urbanistico, architettonico e civile. È la figlia ad evidenziare il valore dell'opera del padre, quel lavoro realizzato anche per le generazioni future. Perché si fa tutto questo? Perché mettiamo tempo nelle lotte? Per i bambini e le bambine che verranno dopo di noi. Per mia figlia Luna, per la bisnipote Ginevra. Ginevra, il nonno ha fatto tutto quello che ha fatto per te. C'è chi poi ha portato la sua trevigianità ed esperienza fuori provincia, come Andrea Erri, artefice dell'arrivo a Treviso dell'Università Ca' Foscari, oggi direttore della Fondazione La Fenice. Quello del teatro e quello della musica è capace di grandi emozioni, è capace di grandi contestazioni, come avete avuto modo di vedere, ma è capace di dare grande amore. E ancora il messaggio di pace veicolato dalla figura di Dino Dagnotti, presidente dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, premiato per il suo impegno nella valorizzazione della memoria e dedizione alla comunità. Nel riconoscimento a Giovanni Ottoni, già presidente del CONI, l'importanza delle politiche dello sport, guardando non tanto ai traguardi quanto ai valori sociali. E poi chi come l'avvocato Mario Caramel, che ha dato importanza e valore al lavoro nella pubblica amministrazione, dimostrando dedizione al servizio delle istituzioni e impegno nel campo dei diritti umani.